A metà del 400, quando i pellegrini arrivavano al Santo, si trovavano subito questa cosa meravigliosa alle nostre spalle. Che cos'è? Beh, questo è forse il pezzo più bello e importante del Museo Antoniano della Basilica del Santo. Ed è la lunetta affrescata da un giovane Andrea Mantegna proprio alla metà del 1400 e che raffigura i due grandi predicatori, Antonio, il titolare della Basilica, e Bernardino, che pochi anni prima aveva proprio predicato a Padova, in giro per l'Italia, scuotendo le coscienze. E questa lunetta era sopra la porta principale. E la Basilica del Santo, così frequentata dai padovani, dai fedeli, significa anche un complesso di edifici e di luoghi. Per esempio il Museo Antoniano, che è veramente troppo poco conosciuto ai padovani. Ed è qui dove ci troviamo. Ed è qui dove ci troviamo noi. Parte un ciclo di incontri gratuiti in cui si cerca di far conoscere tutti i tesori del Santo. Sì, grazie alla collaborazione con il Mattino di Padova abbiamo programmato una serie di visite guidate dedicate sia a questi luoghi antoniani poco conosciuti, e dunque sono il museo, ma anche l'oratorio di San Giorgio, la biblioteca antoniana, oppure la sede dell'Arciconfraternita del Santo, sempre sul sagrato della Basilica. Ma lei che qua dentro ci ha passato quasi tutta la vita, no? Quasi. C'è una cosa che è veramente, veramente emozionante e che pochissimi sanno esistere. Qui le opere d'arte sono tutte di qualità estremamente alta, perché l'amore della città per questa basilica e per il suo santo è stato da subito a livelli molto elevati. Che è una cosa di straordinaria emozione andare dentro nel presbiterio del santo, dove ci sono le statue di Donatello. Grazie, buongiorno Mattino. Grazie. Grazie.